Domani i veneti truffati dalle banche si sono dati appuntamento a Roma davanti alla sede di Montecitorio per una nuova grande mobilitazione di protesta che coinvolgerà anche i risparmiatori frodati da tutta Italia. Dalla nostra regione oltre 2000 in partenza in rappresentanza delle 40 associazioni degli ingannati dalle banche venete ed emerge una nuova duplice beffa. La prima: il pericolo della cosiddetta revocatoria con i 79.500 veneti che hanno transato e che ora per effetto della procedura concorsuale rischiano di dover restituire i soldi avuti perché poi la somma ottenuta venga spalmata tra i creditori in cima alla lista fallimentare. La seconda beffa riguarda ben 1 migliaio di obbligazionisti veneti che si ritrovano a non avere i requisiti per fare la domanda per ricorrere al fondo che li possa risarcire. I requisiti sono quelli che hanno creato un ostacolo, sono quelli di aver acquistato le obbligazioni prima del giugno 2014 e l'altro è il reddito di 35.000 all'anno, 35.000 euro all'anno, e il terzo requisito importante è di aver fatto il contratto con la banca e non aver fatto il contratto attraverso un'altra banca. Questi tre requisiti a nostro avviso sono illegittimi perché il problema fondamentale è io ho diritto al rimborso perché ho comprato un'obbligazione che è diventata a rischio senza che fossi adeguatamente informato di questo cambio di regime avvenuto appunto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel giugno del 2014.